Le telecamere sono state a Croia, la fortezza dei produttori di marijuana in Albania. Poliziotti italiani e austriaci insieme controllano i treni nelle tratte di confine. In Ungheria fallisce il referendum sulle quote di immigrati voluto dal premier Viktor Orban. Le sterilizzazioni forzate delle donne rom, una tragedia che i governi di Praga non vogliono riconoscere. I tartufi neri in Dalmazia li cercano anche con le capre, mentre in Bulgaria sono diventati un'importantissima voce dell'export. La coca per i ricchi, questa per noi poveri. €10 a grammo, roba da poveri solo per le tasche dei consumatori, per coltivatori, trafficanti e per le organizzazioni criminali che la piazzano sul mercato. Invece la marijuana è oro verde che dall'Albania raggiunge le coste pugliesi attraverso il canale d'Otranto, l'autostrada dei corrieri della droga. Risalendo il fiume di Erba che raggiunge l'Italia siamo arrivati alla sorgente. I coltivatori albanesi, grandi e piccoli come Claudio, 35 anni, 10 passati a Milano a fare il cameriere, ora di nuovo a casa, le prese con un lavoro decisamente più remunerativo. Un chilo di queste piante ha un valore di €300. Decine di piante e un essiccatoio con aria condizionata, la piccola fabbrica di marijuana di Claudio nel giardino di casa fra Durazzo e Tirana. Per strada poca gente in giro e muri alti non a caso. 2 anni fa l'irruzione della polizia a Lazarat, la cittadella della cannabis a sud del paese, giorni di combattimento, la distruzione di tonnellate di erba e poi il cuore della produzione si è spostato più a nord, sulle montagne di Kruja, paese medievale a 30 km dalla capitale. Il castello, un tempo inespugnabile per i turchi, attira visitatori tutto l'anno. Che il turismo non sia l'attività più redditizia lo capiamo fra le bancarelle dei souvenir, dove ci invitano a fare attenzione. Be careful here in Albania if you want I know. to film because it's problem really. Problem. Il pericolo è sui sentieri di montagna apparentemente battuti solo da capre e pastori. Veniamo bloccati subito. Non c'è marijuana qui. Sicuro, 100% non c'è. Versione smentita appena abbassiamo la telecamera. È così che scopriamo di essere osservati. Ti hanno visto là e mi hanno detto a me che vedi che stanno con le camere là. Ci sono i sniper e ti sparano. I cecchini. Cecchini. Il finto pastore vuole mostrarci il suo campo di marijuana distrutto dalla polizia pochi giorni prima. Il via libera arriva dopo una telefonata. Ci fidiamo. Dobbiamo lasciare la telecamera e usare il cellulare. Mentre saliamo, i segnali a chi ci guarda per dire che è tutto ok. Più di un'ora di cammino. La marijuana è ovunque, ma non possiamo fermarci. La guida è autorizzata solo ad accompagnarci nella sua piantagione. Eccola, 152 piante a strapiombo sulla montagna. Guardate, nonostante questo terreno sia a dir poco scosceso, il campo di marijuana è servito da un ingegnoso sistema di irrigazione. Si parte dall'alto con dei bidoni pieni d'acqua e poi attraverso questi tubi di gomma l'acqua raggiunge ogni pianta. I poliziotti hanno tagliato tutto, poliziotti arrivati da Tirana, non quelli che lui conosce bene. Questo €100, 60 € per me, 40 per polizia. 40 È 60. finito tutti. Il pizzo dei poliziotti, lo raccontiamo al ministro dell'interno albanese. Ma io non credo che andare in giro a chiedere della gente cosa succede sia degno di essere un fatto. Io mi domanderei se voi in Italia trovate una piantazione con 180.000 piante, cosa vuol dire? Che il poliziotto lì è corrotto? Tahiri si riferisce alla mega piantagione sequestrata dai carabinieri nel Foggiano a fine settembre. Come mai la polizia non l'ha visto? Chi proteggeva quelli che lo facevano? L'invito è a guardare in casa nostra, che però fa parte della più grande casa comune europea in cui anche l'Albania aspira ad entrare. Nuovo passo deciso di Papa Francesco nel dialogo ecumenico con le chiese ortodosse. Durante la visita in Georgia, il Papa ha detto che c'è un grosso peccato contro l'ecumenismo, il proselitismo. Lo ha dichiarato durante l'incontro con il clero a Tbilisi, dopo che il patriarcato georgiano ha disertato la messa celebrata dal pontefice. Mai si deve fare proselitismo con gli ortodossi. Sono fratelli e sorelle nostre, discepoli di Gesù Cristo, che per le situazioni storiche tanto complesse
ma siamo diventati così. Per gli elettori austriaci, quello con le urne più che un appuntamento sta diventando un'abitudine. Il 4 dicembre, infatti, saranno chiamati per la quarta volta in pochi mesi a scegliere il prossimo Presidente della Repubblica. Il primo turno del 24 aprile ha segnato la debacle dei due grandi partiti tradizionali, socialdemocratici e popolari, tuttora al governo con una grossa coalizione. Al ballottaggio del 22 maggio sono andati il 45enne Norbert Hofer, leader del partito populista di destra FPO, quello per intenderci guidato per anni da Jörg Haider, e Alexander Van der Bellen, indipendente in corsa con i Verdi. Il 72enne economista in poche settimane è riuscito a recuperare lo svantaggio sul suo avversario e a vincere per sole 30.000 preferenze. Decisivo è stato il voto per corrispondenza. Poche settimane dopo il primo colpo di scena, risultato annullato dalla Corte Costituzionale per irregolarità proprio nel voto postale e nuove elezioni fissate per il 2 ottobre. Tutto risolto? Niente affatto. Si scopre che le buste per inviare le schede hanno un difetto, non si chiudono bene. Ma ne sono già state stampate 1,5 milioni. Problema non da poco se si vuole salvaguardare la segretezza del voto. Rinvio a nuova data si spera definitiva il 4 dicembre. Al centro dello scontro politico, oltre alla crisi economica, c'è la questione migranti. L'Austria ad aprile ha approvato una nuova legge sull'immigrazione, che tra l'altro prevede un limite ai richiedenti asilo che possono essere accolti. Asticella fissata a 37.500 nel 2016, dopo le 90.000 domande dell'anno precedente. A primavera c'è anche stato lo scontro con l'Italia per la costruzione minacciata dall'Austria di una recinzione lunga 370 metri e alta 4 alla barriera del Brennero. È in questa cornice che va letta la firma a fine agosto di un nuovo protocollo tra Roma e Vienna. Sono così scattati il 12 settembre i nuovi controlli sui treni al confine che divide il Friuli e la Carinzia. Abbiamo seguito i poliziotti di frontiera italiani partiti di prima mattina da Tarvisio nel lato italiano e arrivati a Villacco. Raggiunti i colleghi austriaci, un pulmino porta gli agenti a Klagenfurt, dove iniziano i controlli sul convoglio che dalla stazione centrale della capitale, a 2 passi dal castello del Belvedere, è diretto a Venezia. 5 uomini in divisa, 3 austriaci e 2 italiani, verificano passaporti e permessi di soggiorno. Irene Tittoni, comandante della Polizia di Frontiera per tutto il Triveneto, spiega le novità del provvedimento. I controlli che venivano effettuati in precedenza erano controlli congiunti in corsa treno. Di fatto i migranti rintracciati lungo il percorso venivano fatti scendere sul territorio nazionale. Attualmente con queste nuove modalità operative effettuiamo dei controlli a fermostazione sia in Austria che in Italia. In tal modo i migranti vengono fatti scendere nello Stato dove vengono effettuati gli stessi e ciascuno Stato tratta i propri migranti. A 254 migranti è stato inibito l'ingresso sul territorio nazionale, vengono effettuati controlli su tutti i treni in ingresso Stato. In precedenza erano un paio di controlli a settimana, massimo 3. La collaborazione è giudicata positivamente anche da parte austriaca. Zwischen Österreich und italienischen Polizisten funktioniert ausgezeichnet. Abbiamo sempre cooperato molto bene con la polizia italiana, spiega l'ufficiale austriaco responsabile dei controlli. Alcuni giorni fermiamo 10 o anche 20 persone, altre nessuna, ma col nuovo protocollo le maglie saranno sicuramente più strette. I controlli naturalmente valgono anche in senso inverso. La polizia austriaca sale sui treni in territorio italiano insieme ai nostri agenti. Ma contrariamente a quanto forse ci si potrebbe aspettare, il flusso di migranti è maggiore sulla direttrice nord-sud. Dall'inizio dell'anno ben 4.650 sono stati i rintracci che sono stati effettuati in ingresso Stato, quindi dall'Austria verso l'Italia. E attualmente il fenomeno è quasi totalmente azzerato. Il Parlamento bulgaro ha approvato una legge che vieta il velo integrale nei luoghi pubblici, una norma simile a quelle già in vigore in Francia e in Belgio. Le moschee sono escluse dal divieto. Le sanzioni per chi contravviene vanno da 100 euro per la prima infrazione a 750 euro per tutte quelle seguenti. La Bulgaria, paese a maggioranza ortodossa, ha una minoranza musulmana che rappresenta il 13% della popolazione. A votare la legge sono stati i parlamentari che appoggiano il governo di centrodestra del premier Boyko Borisov e i deputati del Fronte Patriottico, formazione nazionalista di estrema destra.
Si è votato e, come sempre succede in politica, il voto non si conta ma si pesa. In Ungheria il premier conservatore Viktor Orban ha chiamato i suoi concittadini a esprimersi se vogliono o no accettare di ospitare una quota di immigrati come deciso dall'Unione Europea. Il referendum, malgrado la pesante propaganda governativa, è fallito. Alle urne si è recato meno del 40% degli aventi diritto. Orban comunque dice di avere vinto perché il 98% di quelli che si sono recati a votare ha scelto il no. Per questo ha annunciato che emenderà la Costituzione per impedire a chi che sia di accettare che l'Unione Europea determini quanti immigrati devono essere ospitati in terra magiara. L'opposizione di centrosinistra ha protestato. Bruxelles mugugna, Orban nuovamente viene definito dictator, qualcuno parla di fascismo. Gianluca Volpi, docente di storia dell'Europa orientale all'Università di Udine, invita a usare le parole con prudenza. Viktor Orban è un uomo di successo, politicamente parlando, anche umanamente, è un personaggio che, per quanto sia abbastanza discusso da una parte degli ungheresi, è seguito e anche un po' idolatrato da un'altra, perché riesce a prendere un nervo scoperto proprio del sentimento nazionale ungherese, quello della frustrazione degli ungheresi nei confronti di se stessi e anche dell'Europa. La storia dell'Ungheria, una storia che Fidesz, il partito di cui Orban è il padrone assoluto, ha fatto riemergere durante la campagna referendaria, rifocolando il rancore per il trattato di Trianon con cui dopo la Prima Guerra Mondiale il Regno d'Ungheria perse territori a favore degli stati vicini. Qualche opinionista ha anche riproposto il mito dell'antimurale Christianitatis dell'Ungheria, bastione della cristianità. È stato molto facile rivitalizzarlo perché è un sentimento condiviso da gran parte dei popoli dell'Europa centro-orientale. Uno va in Polonia e lo sente, va in Serbia e lo sente, quindi dal Baltico all'Egeo è un mito che ritorna. E per gli ungheresi è particolarmente vivo perché si sentono di essere stati l'antemurale della cristianità, quindi possono rispondere positivamente a Orban su questo. I miti della storia appartengono però al bagaglio culturale e politico del nazionalismo. È un nazionalismo che ha delle radici molto lontane, no? Però indubbiamente è stimolato oggigiorno da tutta una serie di fattori come la crisi economica generale, la posizione dell'Ungheria nell'Europa, la burocrazia generale dell'Unione Europea che scontenta in parte il pubblico ungherese e anche i rapporti con i vicini che poi non sono mai idilliaci. Malgrado lo schiaffo bruciante subito con il referendum, Orban rimane saldamente in sella. A destra del suo Fidesz ci sono gli estremisti ultranazionalisti antisemiti di Jobbik. Il centro-sinistra non ha proposte. In questo vuoto Orban fa politica, anche in Europa. Alcuni opinionisti vicini ai socialisti e ai Verdi hanno accusato Orban di trattare sottobanco con la cancelliera tedesca Angela Merkel. Orban, in cambio di concessioni sulle quote europee per gli immigrati, chiederebbe a Berlino di non bloccare gli accordi tra l'Ungheria e la Russia per la costruzione di nuove centrali nucleari e di favorire la costruzione della nuova ferrovia tra Budapest, Belgrado e il porto greco di Salonicco, un'opera finanziata dalla Cina. In Polonia migliaia di donne hanno protestato in varie città contro la proposta di legge che vieterebbe completamente l'aborto. Le manifestazioni hanno indotto il partito conservatore Diritto e Giustizia al governo a respingere il disegno di legge in commissione parlamentare. La legge, che vieterebbe in modo assoluto le interruzioni di gravidanza, è di iniziativa popolare, promossa in particolare dalle organizzazioni pro-vita. La legge attualmente in vigore in Polonia autorizza l'aborto solo in 3 casi: incesto o stupro, gravi patologie del feto o rischi per la vita o la salute della madre. Il progetto di legge, che dovrà ora essere vagliato dall'Assemblea del Parlamento, invece vieterebbe completamente l'aborto. I Rom e i Sinti in Repubblica Ceca sono circa 300.000 su una popolazione totale di circa 10 milioni e mezzo di persone. E come in tutti i paesi europei, nessuno escluso, anche in Boemia e Moravia i Rom sono marginalizzati, oppressi dalla povertà, esclusi dalla vita pubblica. Lo sono oggi, quando la Repubblica Ceca è uno Stato democratico, lo erano ieri, nella Cecoslovacchia comunista.
Uno degli aspetti più tragici di questa discriminazione sono state le sterilizzazioni forzate delle donne rom, una pratica iniziata negli anni 70, nel periodo socialista, ufficialmente per garantire alle famiglie di non essere condannate all'indigenza, in realtà per limitare la crescita demografica dei rom. La pratica della sterilizzazione forzata delle donne rom è continuata però anche dopo la rivoluzione di velluto, dopo la caduta del comunismo nel 1989. Nel caso della Cecoslovacchia, le sterilizzazioni forzate sono continuate anche dopo la fine del comunismo. Casi di sterilizzazione forzata ci sono stati in tempi differenti, in sistemi politici differenti e in stati differenti, inclusa la Repubblica Ceca. Le donne di etnia Sinti o Rom erano un obiettivo specifico tra altri gruppi particolarmente vulnerabili, come ad esempio le donne con disabilità psichiche. Sono state e lo sono ancora oggetto di manipolazioni di ingegneria sociale e demografica, il cui obiettivo era la diminuzione del numero dei Rom, il che è una discriminazione e una grave violazione dei diritti umani. Le donne rom che hanno subito la sterilizzazione forzata sono migliaia, solo poche però denunciano quanto hanno subito. Mentre venivo preparata per il parto cesareo, mi hanno portato 2 documenti da firmare. In uno c'era scritto che accettavo la sterilizzazione, sull'altro dovevo scrivere il nome del bambino che stavo per partorire. Mi hanno detto: firmalo, altrimenti morirete tutti e 2. Per il dolore non ragionavo. Ho preso i fogli e ho firmato. Poi mi hanno portata in sala operatoria, dove hanno fatto il cesareo, ma anche la sterilizzazione. Le donne che hanno subito la sterilizzazione chiedono di essere risarcite dallo Stato. La proposta però è stata respinta dal governo di Praga, guidato dal socialdemocratico Bohuslav Sobotka, un rifiuto frutto anche della crescita dei movimenti xenofobi e di estrema destra nella Repubblica Ceca. Il progetto di legge per il risarcimento delle donne vittime della sterilizzazione forzata è stato bocciato dal governo, ma questo non significa che il capitolo è chiuso. Dobbiamo fare ancora altri passi, ad esempio provvedere ad una formazione degli assistenti sociali e del personale sanitario, e creare strutture di aiuto per queste donne e forse anche promuovere campagne di informazione per presentare all'opinione pubblica la gravità di questa tragedia. Anna Sabatova è l'ombudsman della Repubblica Ceca, la garante dei diritti dei cittadini. La sterilizzazione forzata è una drammatica intrusione nella psiche e nel corpo della donna. È necessario affrontare questo problema e definire forme di aiuto, non solo finanziarie. Dobbiamo organizzare forme di sostegno sanitario e psicologico specifiche per queste donne. Nel 2005 l'allora ombudsman Otakar Moteil aveva denunciato il caso di 87 donne di etnia rom di Ostrava a cui era stata praticata la sterilizzazione forzata. Sterilizzazioni avvenute nel periodo in cui la Repubblica Ceca era già una democrazia governata da partiti sia conservatori sia socialisti. I tartufi, questi tuberi che non sono funghi e funghi che non sono tuberi, stanno conquistando le tavole e le cucine dei grandi chef in tutti i Balcani. Oltre Adriatico, in Croazia e in Istria, la raccolta di tartufi da decenni è un volano per il turismo enogastronomico. La ricerca dei tartufi però ultimamente si è spostata anche nell'entroterra della Dalmazia. Qui i raccolti sono più modesti, fa notizia però il modo in cui vengono cercati. Dalle capre, succede a Žegar, nell'entroterra di Zara. Sentono l'odore del tartufo e iniziano a scavare come se fossero dei maiali. Quando vedo che scavano, li aiuto e per premio lascio loro un pezzo di tartufo. Impazziscono per il tartufo. Il raccolto di tartufi sul terreno carsico della Dalmazia non è consistente. I tartufi li usiamo in famiglia, non sono molti. Ho trovato solo tartufi neri, solo una volta un bianco.
Dove la raccolta di tartufi sta diventando una voce importante dell'economia delle zone agrarie è la Bulgaria. Plamen Dimitrov, con le sue cagnette Betty e Dori, ogni giorno cerca tartufi nelle foreste intorno a Triavna. I boschi di querce, olme e tiglio creano un ecosistema ideale per i tartufi. Plamen ogni giorno, da giugno fino all'autunno inoltrato, in media raccoglie 2 o 3 kg di tartufi neri. All'inizio dell'estate i commercianti all'ingrosso li comprano per 40 euro al chilo. In ottobre e novembre, prima della neve, quando i tartufi sono più grandi, il prezzo sale anche fino a 90 euro al chilo. In Bulgaria una cifra importante per Plamen, che definisce eroine le sue 2 cagnette. Nel corso della stagione in Bulgaria al giorno sono raccolte circa 3 tonnellate di tartufi. Praticamente tutto il raccolto viene venduto all'estero. Il mercato principale è l'Italia. Le altre destinazioni sono la Francia, la Germania e la Spagna. E in Bulgaria, in loco, come si consuma il tartufo? A Sofia lo chef Viktor Angelov propone una ricetta classica, francese o piemontese se volete. Anatra e il suo contorno è un risottino di funghi freschi e tartufo. Siccome il prezzo del tartufo è conveniente, il cuoco non si limita a grattare il tartufo, ma concede dosi piuttosto generose. Ad accompagnare il piatto, per insistere sui sapori forti, un uvaggio con chardonnay bulgaro prodotto sulla costa del Mar Nero.